Buongiorno, Focus Bollettino Cultura Erbacee, aggiornamenti. Aggiornamento numero 1, sono arrivate le notue. Con i venti da sud di inizio metà scorsa settimana sono arrivate le notue da sud come normalmente accade quando in primavera ci sono venti significativi da sud. La rete di trappole a ferormoni del monitoraggio regionale ha individuato le prime catture, in particolare tra il 7 e il 9 aprile nelle province di Padova, Vicenza e Treviso. È arrivato quindi il momento di iniziare il calcolo delle sommatorie termiche per capire quando si formerà il quarto stadio di sviluppo delle notue, che è il primo che può determinare danni seri sulle culture suscettibili. Seguite gli aggiornamenti man mano sul bollettino che viene pubblicato sul sito di Veneto Agricoltura, www.venetoagricoltura.org, oppure richiedete l'invio del bollettino Cultura Erbacee registrandovi alla mailing list scrivendo a bollettino.erbacee@venetoagricoltura.org. Aggiornamento numero 2. È arrivato il momento di inserire nella trappola IATRO-REF per il monitoraggio degli adulti di elatteridi il ferormone sessuale che cattura la specie Agriotes sordidus. Questo va installato nella posizione media della trappola, che è questa qui, sempre con l'apertura rivolta verso il basso. Eccola qui. Questa è la posizione corretta per installare il ferormone, l'esca. In tal modo, oltre ad Agriotes brevis, che rimarrà nella stessa posizione, cominceremo a catturare gli adulti della specie Agriotes sordidus e cominceremo ad avere un'informazione ancora più completa sul rischio di danno da larve di elatteridi nell'anno o nei 2 anni successivi. Prima di procedere all'inserimento del ferormone sessuale per la cattura di Agriotes sordidus, può essere opportuno anche scaricare i primi adulti catturati, che dovrebbero essere prevalentemente della specie Agriotes brevis. Questa operazione si può fare in sicurezza, inserendo la trappola in un sacchetto trasparente, aprendo il fondo della stessa e una volta fatto cadere tutto, chiudendo immediatamente il sacchetto, etichettandolo, mettendo luogo, data, posizione nell'azienda e quindi conservando le catture per poi procedere alla identificazione degli esemplari e al loro conteggio. Alla prossima!